Disperate sono le condizioni di Diana Canevarolo, la 41enne trovata all'alba di giovedì in un lago di sangue nel cortile di casa in via Zara a Torre di Quartesolo. Il trauma cranico è gravissimo, esteso e le speranze che possa farcela, spiegano fonti sanitarie, sono appese ad un filo. Intanto la squadra mobile guidata dal vicequestore Lorenzo Ortensi sta ricostruendo con meticolosità ogni passaggio di quella notte. Gli investigatori hanno ascoltato a lungo numerosi testimoni, tra questi il compagno della donna, Vincenzo Arena, 62 anni, e il figlio Nicolò, di 19, che per primi avevano chiamato il 118 intorno alle 5:30. La polizia però è stata avvisata solo alcune ore dopo, quando la scena del dramma risultava in parte compromessa. L'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Camilla Menegoni tiene aperte tutte le piste e per questo parliamo di un giallo. Dalla caduta accidentale al malore con la conseguente caduta dall'alto all'azione violenta di terzi. Si spiega perché sono stati sigillati l'appartamento e il garage davanti al quale Diana è stata ritrovata agonizzante. La donna ha una sola ferita, netta, alla testa, e l'assenza di segni sulle mani fanno sorgere domande. La scientifica ha setacciato ogni luogo e sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Una, in particolare, potrebbe essere risolutiva per aiutare la polizia a capire cosa sia davvero accaduto a Diana per risolvere l'angosciante mistero.